incredibile, proprio con lui volevo parlare di questa cosa. Fa il compleanno? Come si chiama? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Maria, tanti auguri a te. Allora, dicevo, lui domani, vabbè, accontentati di questo socio. Dicevo, vedere una platea a parte così numerosa che è incredibile, complimenti agli organizzatori, complimenti al sindaco, un successo straordinario quello di questa sera. Però vedere una platea composta dai tuoi fans naturalmente, ma anche da gente decisamente più adulta che probabilmente è venuta proprio per ascoltare anche Francesco, non è un segnale importante di quanto sia utile far scoprire ai più grandi la vostra musica e ai più giovani la musica di Francesco? Cioè veramente un connubio fantastico che riguarda la musica italiana. Credo che la musica non ha età, quindi può spaziare dai bambini di 8, 6, 3 anni fino ai 150. Quindi io ho il piacere di condividere. So che stasera c'è un grande come Baccini, quindi ho il piacere di condividere la mia musica con la sua. Spero di poter fare un percorso simile a quello suo, ma come quello di tanti altri. C'è tanto percorso da fare, tanta strada, però non ci arrendiamo, incrociamo le dita. Grazie a loro soprattutto, questa è la nostra forza. Grazie ancora dunque a Luca Napolitano, grazie!